Ciao a tutti, benvenuti a un altro incontro qui all'Archivio Mario Cervo. Come vedete oggi sono in compagnia di due grandi artisti, mi fa molto piacere ospitarli, come del resto io sono ospitato qui all'Archivio Mario Cervo in questi incontri in collaborazione con l'ISRE, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, e naturalmente l'Archivio Mario Cervo che ci ospita. Siamo qui oggi per parlare di qualcosa di nuovo, proprio di appena pubblicato in questi primi giorni del mese di dicembre, e fa parte di queste due presenze, Ettore Fazzi e Maria Giovanna Cherchi, che ho il piacere, naturalmente non ve li devo presentare perché si presentano assolutamente da soli, però ho una curiosità che è la mia prima. Caro Tore, dimmi. All'anagrafe Renzo Salvatore Fazzi, perché Tore Fazzi e non Renzo Fazzi? Si vede che tu sei molto giovane, Ti ringrazio. Vai. E non sai cosa succedeva un tempo, quando c'era una grande lotta per abbinare, cioè per dare ai propri figli il nome di qualcuno caro in famiglia. Okay. E la mamma spingeva per i suoi parenti, per i suoi fratelli, e il padre poi vinceva. Indovina chi vinceva sempre? La mamma. La mamma, per cui allora Renzo, il mio primo nome, era mio nonno Lorenzo, e mamma zitta, va bene, tanto gli chiamano Storeggiu, perché avevo un altro zio Salvatore, Barore, Tore, per cui Fazzi Renzo Salvatore, ma sono stato dal primo secondo Tore. E quindi questo l'abbiamo svelato. E l'altra domanda che mi viene da farti: qui abbiamo una tavola imbandita, perché all'Archivio Mario Cervo, per chi non lo sapesse ancora, di musica ce n'è veramente, come potete vedere, da tutte le parti, però abbiamo imbandito una tavola di 45 giri che, caro mio Tore, nonostante l'età, ma anch'io ho sicuramente 45 giri, non 45 giri. 45 giri che giravano, non entravano nel particolare. Vai, qui ce ne sono a go-go dei collage 4, 10, da 20. Quando ci sarà quello Tore da solo, perché noi stiamo parlando ormai di questo che è un lavoro prossimo, ma già presente con la collaborazione di Maria Giovanna. Come mai questa voglia di fare un disco da solo, non più con tutto il resto della banda? Io penso che arrivi un momento nella vita in cui si vogliono esprimere delle cose che non necessariamente vengono condivise dagli altri o da altri, e in questo momento hai bisogno quindi di essere solo, per dare sfogo alla tua creatività senza dover fare i conti con nessuno, ecco, diciamo così. Questo progetto ce l'avevo dentro, anche perché essendo nato e vissuto in una famiglia prettamente sarda, avendo parlato il sardo da piccolo, sempre in famiglia con tutti i fratelli, e poi avendo avuto un padre fisarmonicista che suonava nelle piazze, avevo sempre in testa questo suono, questi suoni e queste storie. Erano già nate negli anni le canzoni che avevo cominciato a mettere in un cassetto, e quindi saliva sempre di più la voglia di tirare fuori questo progetto. Complice il Covid, a un certo punto ho detto mi sa che è arrivato il momento, e così ho aperto i cassetti, ho tirato fuori quello che c'era, ho continuato a scrivere, e poi mi sono anche arrivate delle altre canzoni, ma forse hai qualche altra domanda e allora non vado oltre. Me ne sono preparate tantissime, figurati. E la prossima è proprio inerente a questo, no? Mi risulta, ma probabilmente sbaglio, qua mi dirai che sbaglio, i collage non cantavano in sardo. Perché fare un disco in sardo, quindi, Tore Fazzi? Il perché te l'ho già spiegato, che non cantavano in sardo è verissimo, però c'è stata un piccolo passo, già una decina d'anni fa ormai, o forse di più. Abbiamo lanciato una nostra versione, un nostro arrangiamento di quella che è la famosa Anninora. L'abbiamo intitolata A Rositella, ed è un brano che è venuto anche molto bene, lo cantiamo un po' in giro per tutto il mondo, e poi però ci siamo fermati perché noi ovviamente
i nostri fan sono un po' in tutto il mondo, ci ascoltano dappertutto e cantare in sardo non è il massimo se si fa per un concerto intero, fuori dalla Sardegna ovviamente. È bello farlo per qualche pezzo, infatti noi facevamo anche qualche altra canzone oltre a questa che abbiamo inciso, quindi il live era comunque, nel live era già presente più di una canzone in sardo. Poi il discorso di fare un disco invece di inediti, che è un altro discorso, un'altra cosa, quello l'ho spiegato prima, è una cosa che nasce da dentro e non potevo più soffocarla. Saranno tutte canzoni inedite che faranno parte dell'album? Allora, facciamo un po' di... Sì. Svegliamo, no? Come si dice ai giorni d'oggi, un po' di... Mi verrà. Ti verrà, allora, un po' di anteprima, un po' di gossip, non lo so, vediamo esattamente cosa vogliamo dire. No, io non voglio svelare più di tanto, posso soltanto dirti che questo disco, ho deciso di condividerlo con tanti amici sardi, per cui in ogni canzone ci sarà un featuring con un artista sardo. La domanda era questa e basta, non adesso mi sfugge un attimo la domanda. Sì, no, era per parlare un attimino se erano inediti. Ecco, ok, bene. Sì, sono tutti inediti, a parte uno che è una versione molto molto particolare e speciale di Non potrei posare, che questo lo possiamo dire, di Non potrei posare, che è una canzone che hanno cantato tutti molto bene, quindi abbiamo una rappresentante principale. Io l'ho voluta fare in una maniera diversa, né meglio né peggio, molto diversa. L'ho voluta fare come Torefazzi, cioè molto dolce, molto tranquilla, molto soft, un arrangiamento e un modo di cantarla diverso, e con una collaborazione specialissima che non voglio svelare in questo momento. Assolutamente. Tutti inediti, salvo I Nuenaschi su Sole, che invece, no scusa, tutti scritti da me, salvo I Nuenaschi su Sole, che è proprio il primo singolo che sta uscendo in questi giorni, che ha una storia particolare, se te la racconto o te la racconto dopo. No, raccontacela pure, noi siamo qua anche perché almeno introduciamo anche Maria Giovanna che abbiamo lasciato. Ecco, appunto quello, dico, io te lo racconto, però prima vorrei sentire soltanto 3 parole, un buonasera, un giorno che voglio sentire la voce di Maria Giovanna e poi continuo e arriverà il suo momento. No, ma come si può interrompere una colonna della nostra storia musicale? Allora, vedi, qui quando mi sono seduta ero davvero estasiata da tutta questa collezione di successi, di dischi. Ho visto che sei andata dritta a 2 ragazzi nel sole. Dai, questa davvero è un capolavoro, un'icona, sì. E guardavo questi dischi che l'Archivio Mario Cervo ha conservato per noi gelosamente, e mi sono sentita ancora più onorata di questa collaborazione. Quando pensi che davvero il lockdown ti tolga tutte le forze, tutte le speranze, abbia dato in qualche modo una frenata a tutti i progetti, arrivano quelle belle telefonate che ti dicono: guarda, siamo in lockdown, ma da casa si può lavorare per cose belle, per progetti belli. Questa telefonata con Tore ci ha portato davvero ad una bellissima collaborazione. Credo che sia proprio un bel gioiello questo per la Sardegna. E questa idea di collaborare con tutti gli artisti sardi è stata davvero un abbraccio in musica. Inizia con questo singolo e io ho cercato in qualche modo di dare tutta la Maria Giovanna che potevo, perché è davvero un ritrovarsi sardissimi in questa canzone, proprio è la cosa più bella secondo me. Hai da aggiungere qualcosa? Sei lì pronto? Guarda, ha detto tanto. No, io voglio sapere se quindi tu volevi sapere, se non sbaglio, qualche altra cosa su questa canzone. Certo, vabbè, siamo qui per parlare di questa, perché poi parliamo anche meglio, stiamo parlando con te di quello che è il disco che uscirà, però quello non sappiamo, questa ormai è uscita, di quello non vogliamo svelare tanto. Esatto. Di questo possiamo cominciare a parlare di alcune cose, per esempio
Dicevo prima che mentre ero lì nel mezzo della composizione e la scelta delle varie canzoni, mi è arrivato una delle tante whatsappate. Wow! Che termine, whatsappate? Ci sta. Una delle tante whatsappate di un poliedrico artista sardo conosciutissimo, Soleandro, che mi scrive: Tore, vuoi cantare questa canzone? E mi spara lì un pezzo. Io non l'ho ascoltato, francamente subito ho detto: guarda, questo lui lo sapeva? Perché lo viene a sapere adesso. Me l'ha mandata lui. Ah, no, che tu non l'hai sentito subito, dico. No, questo cancelliamolo. No, vabbè, però gli ho spiegato il perché. Io ho detto: voglio fare un disco soltanto di cose mie. Okay. Ma lui non demorde, insiste: ascoltala, Tori, ascoltala. L'ho ascoltata, ho detto: caspita, questo mi mette in difficoltà. Perché? Ma uno dice: perché era troppo bella? No. Perché era troppo brutta? No. Perché sembrava una canzone scritta da me. Parlava come parlo io. Usava le stesse armonie che uso io. Ho detto: e poi era una bella canzone. Ho detto: la devo fare. Grazie Leandro, io la faccio. E da lì è arrivato il resto. Ho detto: con chi la faccio questa? L'ho riascoltata 2 o 3 volte. Ho detto: Maria Giovanna, questa devo farla con Maria Giovanna. Ho preso in mano il telefono, l'ho chiamata e lei per circa 2 o 3 anni non mi ha risposto. Non è vero, non ci credo, perché risponde quasi subito. A me. Va bene, insomma, la storia, poi il resto si sa. Abbiamo iniziato a scambiarci provini via internet. Cantava lei, cantavo io e niente, poi siamo andati da Gabriele Oggiano che salutiamo, che è lo studio a Badesi, gli abbiamo detto: Gabriele, studiaci un bel arrangiamento per questa canzone e basta, il resto lo sappiamo. Ma tra l'altro io so anche, qua lo sveliamo, ma non lo sveliamo anche, che tu stai lavorando da Gabriele per anche un tuo disco. Sì, è vero. Diciamo che è quasi pronto questo lavoro al quale avevo già cominciato a lavorare la scorsa stagione. Adesso è rimasto un po' nel cassetto, pronto per la prossima stagione che speriamo si apra senza mascherine, senza restrizioni. Però io credo che in qualche modo questo fatto che abbia, come si dice in sardo, un po' serenato dentro il cassetto, in qualche modo gli abbia fatto bene. E abbiamo potuto così un po' ragionare, no? Io ho apprezzato questo di Tore, questa grande professionalità, questo non lasciare mai niente al caso, questa puntualità in tutto, e si vede poi quando il prodotto prende, insomma, nasce, no? Viene alla luce. E questo bellissimo brano è anche correlato da un videoclip che ha un sapore davvero speciale. Non è un semplice videoclip, è davvero un prodotto cinematografico, e adesso insieme al brano uscirà anche questo video che io vi invito a andare a vedere su YouTube, e così come invitiamo a scaricarlo, vero Tore, dalle piattaforme digitali. Certamente. No, fate pure, cioè non c'è problema. Scarichiamo questa canzone, perché altrimenti noi come facciamo? Ci mancherebbe altro, no? Ascoltarla non basta. Appunto, vederla non basta, perché non siamo arrivati ancora ai 2 milioni di follower che mi fanno guadagnare da YouTube, però quindi mi sembra giusto andare. Sto scherzando, però hai fatto benissimo a parlare del video, perché so che tra l'altro è stato guardato da un ragazzo che conosco di Alghero, molto bravo, Maurizio Pulina, è il regista del video, e l'avete girato in alcune fantastiche location di Alà di Sardi. Sì, questo perché? Questo per riallacciarci al discorso iniziale, le origini, il ritorno alle origini. Alà è un paese meraviglioso, e io sono tornato volentieri lì, anche perché sapevo che sarebbe venuta fuori una cosa molto calda, vero Maria? Perché sì, perché Alà ha davvero aperto le porte. Sì, tutte le case di Alà dei Sardi si sono aperte per questo. C'è stata un'esplosione di entusiasmo, di calore, di tutto, anche perché, vabbè, un piccolo anticipo, proprio piccolo, anche perché
ad Alà stavamo già girando un altro video che è sempre dell'album e dove veramente racconto le mie origini proprio nella canzone. Perfetto, con questo noi possiamo chiudere questo incontro qui all'Archivio Mario Cervo. Grazie a Maria Giovanna Cherchi, ovviamente ci ritroveremo quando parleremo del tuo disco, quando sarà il momento giusto per parlare di quello. Sì. Per il momento non si sa. Però Inue nasce sul sole è davvero un raggio di sole in questo periodo, lo voglio dire speciale. Questo, una cosa speciale, quindi volevo ringraziare Ettore per questo bellissimo regalo e poi io credo che davvero mi ha fatto una promessa, lo voglio dire, questo brano quando uscirà il mio disco poi lo voglio anch'io nelle mie cose, promettimelo. Ascolta, io devo dire a Maria Giovanna che sono io invece a ringraziare lei per avermi affiancato e per aver dato più lustro a questa canzone. So che nel tuo disco poi a seguire ci sarà anche una collaborazione con Mirto. Certamente, non come canzone, non canta. Per carità, io gli ho chiesto a non è il caso. Io ho chiesto a qualcuno che fa parte di di cantare, ma non vuole cantare. No, abbiamo dei progetti aperti con Mirto per quanto riguarda questo disco, sia per la presentazione che ma come abbiamo detto prima, non possiamo anticipare tante cose, però ci sarà una collaborazione con Mirto. Benissimo. Vi facciamo vedere il video, l'ho annunciato Maria Giovanna e mi ha salvato perché sennò Veglia Cervo, se lo dico io in sardo sicuramente mi uccide, non mi fa più entrare qui all'archivio, da dove vi salutiamo per questo incontro all'Archivio Mario Cervo. Guardando il video di Inue nasce sul sole. Perfetto. Quando mi naras che con me gustue no bintra nuda ti giras a de balas quando mi desintroeit e non resesso più de tanto a ti comprendere finza silamus attenanti questo sole chi non crede. Tu sare sonne che non aras a tu chi mi quieres si tromo in domo e non hai stanotte non mi vales lasciami sola e si su che lui mi risponde ti narò tu canto vinza si notta da piaghere e pico in uenas che su sole ma no pises tue el me da su dolore ti lugelzo cantare stimato mio amore Santo Francisco e Santa Iara l'hanno adesso molto e so spozzone se con tanto amore sa sabe spolana e triula naso sfiore se essa natura una tie resesso alla comprendere e con sazzudo de suento ma non se